Benvenuti a Recitando. Per chi non conosce Recitando è un'associazione che in realtà è un progetto che nasce all'interno di un'associazione che si chiama Mediares APS. È un progetto che si occupa di recitazione sostanzialmente, recitazione dedicata al cinema, recitazione dedicata al teatro, e poi ovviamente ci sono tutte le materie che vanno a costituire quello che è il DNA dell'attore, per cui la dizione, la lettura espressiva, il canto. Poi abbiamo quest'anno aggiunto altre materie, secondo me importantissime, per chi si interessa del cinema, ma non solo del cinema, che è la fotografia e anche la regia video. Cercheremo di essere molto stretti perché presentiamo 15 corsi, sono tantissimi, per cui io chiamerei i miei colleghi sul palco, così cominciamo a raccontarvi un pochino quale sarà il programma 2023-2024. Per quanto riguarda i percorsi, diciamo che tutti quanti avranno a giugno un'uscita davanti al pubblico. Che cosa vuol dire? Noi cerchiamo di fare un percorso formativo a seconda dei livelli, abbiamo il livello base, intermedio e in alcuni casi anche il livello avanzato, e comunque in tutte le tipologie di livelli arriviamo a giugno, mediamente l'ultima settimana di giugno, in cui tra lezioni aperte, saggi e spettacoli veri e propri tutti i nostri allievi si confrontano con il pubblico. Per quanto riguarda il percorso di cinema, il percorso di cinema base non prevede ovviamente un'uscita pubblica, ma facciamo tanti video che poi vengono pubblicati. Invece, come accadrà stasera, il percorso intermedio si realizza un cortometraggio e appunto si organizza una visione pubblica, come sarà stasera alle 9:30 con Shine. Ed è il nostro primo cortometraggio perché, seppure siamo nati nel 2019 alle porte del Covid, il primo anno totale, completo, siamo riusciti a farlo con molta soddisfazione l'anno scorso, per cui questo è il nostro vero secondo anno. Ecco, io comincio a presentare i miei colleghi: Lalla, Stefano, Ambra, Renata e Massimo, che è un semi-collega, in un qualche modo lo diventerà. Va bene, io comincerei con Lalla, che ci presenterà i suoi percorsi di regia teatralistica. Io sono Bruna Laura Filippini, Lalla per gli amici, quindi tutti voi. Sono l'insegnante di regia teatrale base, sono un'attrice e regista, ho fatto diversi spettacoli sia come attrice sia come regista, musical, prosa, eccetera. E il mio corso per quanto riguarda regia base sarà un percorso, diciamo, maieutico, nel senso che il regista è quella persona che sostanzialmente ha un'esigenza, un bisogno di raccontare, e lo è sostanzialmente, lo è nella sua natura, nel suo essere e fare. Si tratta di comprendere quali sono gli strumenti attraverso i quali si può arrivare a esprimere ciò che si ha da dire, utilizzando uno spazio scenico, utilizzando degli strumenti che sono sia strumenti tecnici, quindi luci, musiche, sia strumenti umani, attori, e sia strumenti culturali, per cui attraverseremo anche la storia del teatro in modo tale da capire quali sono i tipi di regia, gli approcci registici che ci sono stati. E dopodiché arriveremo a fare una piccola lezione spettacolo a fine anno, momento nel quale ciascun regista avrà modo di portare una sua performance utilizzando degli attori che saranno degli attori volontari presi dai corsi di recita
Durante l'anno le lezioni saranno lezioni da 2 ore e vedremo dei video piuttosto che guarderemo come altri registi hanno risolto alcuni problemi, oppure che tipo di visione registica poteva esserci, quindi una visione classica, una visione moderna, il teatro contemporaneo, diversi tipi di teatro. In tutto questo i nostri registi avranno modo anche di sperimentarsi con appunto gli attori degli altri corsi e quindi mettersi in relazione con l'altro, capire come farsi capire come ottenere ciò che si è immaginato e se sia possibile conciliare queste cose, perché ciascuno ha una sua modalità di essere, di esistere, di vivere e quindi di vivere anche il palcoscenico. E saranno diversi momenti anche scioccanti alle volte, che porteranno però e che hanno portato, anche l'anno scorso abbiamo fatto il primo corso di regia base e insomma ha portato una bella soddisfazione sia agli attori sia ai registi che si sono cimentati. Per quanto riguarda le tematiche, specialmente i temi dell'offerta finale, saranno tratti da delle proposte dei registi, per cui ogni regista troverà l'occasione per proporre il suo. Non ci sarò io ad imporre la mia visione registica, io semplicemente, appunto, maieuticamente, cioè tirerò fuori, aiuterò a tirare fuori quello che uno ha e che non ha e che non sa di sapere, che non sa di avere soprattutto. Questo attraverso la mia esperienza. Per quanto riguarda il corso di regia Acting on Stage, è un corso diciamo più evoluto, nel quale i registi sono già stati così, hanno già avuto occasione di avere esperienze di regia o con me nel corso dell'anno scorso o con altre compagnie, e in questo caso il lavoro si svolgerà in un modo un po' differente, cioè non ci sarà più la separazione fra corpo attori e corpo registi, ma ci sarà un'unione dei due corpi, nella quale appunto il corpo regista insieme al corpo attori affronteranno in particolare i training attoriali. Molti registi si trovano in difficoltà nel cercare di comunicare quello che desiderano, quello che vogliono, quello che si aspettano, quali sono le entrate, quali sono le uscite. Gli attori, proprio come percorso teatrale, per in qualche maniera trovare e migliorare il loro strumento comunicativo, che è il corpo, la voce, la postura, la presenza, ecco, tutto questo lo trovano attraverso un percorso di training, che è il training che si fa in tutti i corsi teatrali. Io sono stata insegnante, sono un'insegnante oltre che di regia anche di recitazione. Ecco, in questo caso vorrei unire i due percorsi in modo tale che nel training il regista abbia modo di conoscere la tecnica del training, la viva su di sé e come così anche un testimone veda anche i propri compagni, perché in quel momento sono compagni e tanto quanto non c'è una differenza di ruoli, veda come si comporta l'attore in quel training. Durante il training c'è un'espressione genuina, un'espressione vera di sé, ok? E quella verità, quella genuinità può essere presa
e portata dentro uno spettacolo, oppure può essere stimolo, idea per agire poi in un racconto teatrale. Ecco, questo è il percorso che faremo e alla fine di questo percorso avremo uno spettacolo. Sì, un bello spettacolo finale. Segnalo solo una cosa per chi guardasse il volantino e non il sito: abbiamo un refuso sull'orario, non sul giorno, sì, che inizierà il percorso l'acting on stage è giusto, invece quello base, regia base, inizia alle 21 e non alle 19. Ecco, giusto. Sì, un'unica precisazione: i registi dell'acting on stage avranno un orario leggermente diverso rispetto agli attori. I registi faranno 3 ore di corso, mentre gli attori ne faranno soltanto 2. Perché nell'ora nella quale non ci sono gli attori avremo modo di affrontare anche gli aspetti teorici, tecnici, che all'attore non interessano, che sia l'illuminotecnica, che sia anche proprio la produzione di un testo piuttosto che l'adattamento. Questa è una fase di lavoro nella quale non si può comprendere anche l'attore. Quindi formiamo delle guide e quindi in questa ora ci saranno soltanto i registi. Dopodiché le 2 ore successive ci sarà l'unione dei corsi. Basta. Grazie. Penso di aver finito. Ambra, che ci racconta invece i suoi percorsi di canto. Sì, buonasera, io sono Ambra Goffi, sono l'insegnante di canto e di acting voice recitando. Allora vi presento 2 corsi stasera. Acting voice appunto è il corso di canto. Perché si chiama acting voice? Perché di fatto, oltre ad essere un corso di canto, mi piace dire che è la scoperta che io faccio con ognuno degli studenti della propria voce. Propria voce cosa vuol dire? Non è niente di metafisico, ma come ognuno ha il proprio timbro vocale e il proprio modo di utilizzo del suono vocale nel parlato, nel recitato, così è anche nel cantato. Quindi di fatto ognuno ha il proprio modo giusto di scoprire la voce attraverso il suono, che può essere appunto un suono recitato, un suono cantato. Quello che piacerebbe fare a me con gli studenti è trovare il collegamento fra questi tipi di suoni e fra gli utilizzi che ci possono essere del suono che ognuno ha trovato comodo per la propria voce. Chiaramente vi guiderò attraverso le varie tecniche del canto, che sono applicabili e molto utili alla recitazione e ai vari metodi di recitazione, e insomma vi aspetto per scoprire assieme quanto può essere utile l'utilizzo della voce, quanto può farvi stare bene, scoprire come si può applicare e utilizzare veramente la propria voce. E il corso di musical invece è, come dice la parola stessa, quindi l'unione tra il movimento del corpo, l'atto recitativo e il canto, il suono. E quindi avremo l'unione del metodo del canto applicato a una vera e propria performance, quindi alla rappresentazione di ciò che si vuole mettere in scena, al senso del cantato, quindi al senso di ciò che stiamo dicendo, e all'utilizzo vero e proprio del corpo per fare questo, che può essere solo con un movimento e perché no anche in un atto danzato. Ecco, grazie. Allora, ciao a tutte e a tutti, io sono Stefano e mi occupo di video, foto, cinema e teatro. Vi presento ora 2 corsi che faremo qui recitando, uno di fotografia e uno di regia video. Allora, per quanto riguarda quello di fotografia, sarà un corso che non è orientato soltanto a capire come si fotografa. Quello può essere diciamo un prerequisito che andremo a filare assieme. L'idea è quella di capire come fotografare le emozioni, cioè raccontare, visto che la fotografia di fatto è comunque in prima battuta un racconto, andare a cogliere quali sono le sfumature con cui, fotografando un evento come anche uno di questi, si possa
cogliere quello che è stato fatto in 1 o 2 ore di evento guardando le foto anziché essere stati presenti. Quindi riuscire a cogliere quello che non si è visto anche attraverso il medium fotografico. Ovviamente la tecnica è importante, andremo a capire come si domina lo strumento. Per strumento intendo proprio la macchina fotografica di qualsiasi genere. Come sapete si può tranquillamente fotografare anche con un telefono, non è in sé lo strumento che fa la differenza principale, anche se chiaramente fa una certa differenza, almeno un 50% è dovuto allo strumento, l'altro 50% è dovuto all'occhio del fotografo, quindi come ci si muove, cosa si deve guardare, come si deve fotografare per cogliere quel momento, che non si ripete. Eventi, matrimoni, cose di questo tipo sono eventi che fluiscono, sicché l'occhio del fotografo deve essere in grado di cogliere quello che non si ripeterà, quindi quello e non più, cioè il momento. Ed è importante esserci in quel momento. Ovviamente ci sono spesso dei vincoli, come potete vedere in questa sala. Se io dovessi fotografare noi, avrei il vincolo di non potermi muovere come vorrei all'interno di quest'area, quindi anche su queste variabili andremo a capire quali sono i metodi per riuscire a bypassare quello che fisicamente la stanza, il luogo, il contesto non permette, anche perché il corpo centrale di una fotografia è chiaramente il soggetto, ma anche il contesto. L'altro corso invece che terrò, è quello di regia video o regia cinematografica. Molto spesso si pensa che il regista, io stesso faccio il regista, ho fatto cortometraggi, ho partecipato con Vittorio a Shine, che vedrete dopo. Molto spesso la regia viene identificata magari in prima battuta da chi non si è ancora immerso in questo ruolo cinematografico come la direzione degli attori, perché magari il refuso di una mentalità magari solo teatrale è più orientata verso la direzione degli attori, che in questo stage dove ci troviamo è confinata su una scatola di teatro all'italiana. Il problema è che la regia video o cinematografica non è solo quello. Significa avere quella che si chiama una helicopter view, sostanzialmente una visione dall'alto che tiene conto di diversi fattori, di cui gli attori sono sicuramente una parte importante, ma soltanto una parte. Vittorio lo sa bene, per dirigere la fattura, la produzione di un prodotto filmico ci sono tanti fattori, a cominciare dal contesto, dall'ambiente, dalla luce, dalle disponibilità delle persone. Matchare tutte queste cose assieme anche al dominio dello strumento, torno a quello che dicevo prima, è una cosa che involve veramente tutte le abilità della persona che in quel momento è chiamata a fare il regista. Quindi non soltanto dirigere gli attori, ma anche capire quali sono i momenti giusti per fare cosa, anche perché il regista è quello che tiene anche tutto sommato le redini temporali. La produzione di un prodotto filmico ha comunque dei tempi in cui bisogna fare le cose, non si può sforare o non si può sforare troppo, altrimenti ne va della produzione stessa. Ecco, direi che potrei aver detto tutto. Ok, vabbè, allora apro giusto una parentesi. Ovviamente per ognuno dei nostri docenti potete andare a scoprire che cosa fanno. Stefano per esempio ha il suo canale YouTube con Null, certo, dove è possibile vedere i suoi lavori da regista. Allo stesso tempo, se avete visto un po' il nostro sito o i nostri social, qui mettete mi piace, molte foto riguardo gli spettacoli sono proprio di Stefano. È un occhio bellissimo, per cui credo che vi possa trasmettere con sicurezza le capacità che ha acquisito con lo studio. Grazie mille. Prego. Buonasera. Io sono partita stamattina presto da Catania, ho preso l'aereo per essere qua con voi stasera, però mentre eravamo in volo il comandante dall'altoparlante ci fa: adesso vi faccio scendere a Napoli. A Napoli. Napoli è bellissima, Napoli è una città sopraffina, è uno zucchero, non babà, e infatti si dice vedi Napoli e poi muori.
Ma noi, siccome non volevamo morire, ce ne siamo andati a Bologna. Ma come siamo scesi a Bologna, là era tutto pieno di tortellini. Ci hanno fatto mangiare di tutto. Eravamo con le pance così. E abbiamo detto, no, qua moriamo, andiamo a Venezia. Siamo arrivati a Venezia, mi giro dalla mia mamma e gli dico, mamma, io vado da Vittorio, perché anche se arrivo tardi, Vittorio mi vuol bene lo stesso. Detto ciò, col Veneto mi fermo perché qua correrei non è ovviamente la mia regione. Allora, tutta questa pantomima, questa pagliacciata, solo perché spero che le vostre orecchie abbiano sentito che pur parlando in italiano, la musica è diversa. Il suono che produciamo è completamente diverso. Il meridionale dal nordico, ma anche in una stessa fascia della nostra bellissima penisola, i dialetti ci connotano. La famosa cadenza. Una cosa su tutte, i bambini piccolissimi imparano a parlare non perché ripetono le parole della mamma, ripetono la musica che la voce della mamma sta producendo. Andrea ne sa qualcosa sicuramente, la potenza della musica è eccezionale e contraddistingue tutti i passaggi della nostra vita. Se tornate a casa e qualcuno vi chiede come state, voi rispondete con una musica diversa in base al vostro stato d'animo, non lo fate di proposito, è istintivo. Sto bene. Se invece dite sto bene, la musica è diversa, è il giorno con la notte. Quello che noi faremo nel mio corso, soprattutto nel base che svilupperemo poi nell'intermedio, come abbiamo già fatto l'anno scorso con alcuni di voi, sarà proprio questo: partire dall'ascolto della nostra voce, apprezzare le capacità, le difficoltà anche della nostra voce. A volte pensiamo di esprimere chissà quanta gioia e poi invece ascolti la registrazione e sarebbe da tagliarsi le vene. Ecco, dobbiamo essere in grado di capire che cosa possiamo fare con questo strumento bellissimo che è la voce e che ognuno di noi ha e che è diverso per ognuno di noi. In mezzo a tante gioie c'è anche, come sapete bene, i dolori. I dolori per noi sono l'addizione. L'addizione purtroppo è uno scoglio duro che va superato. L'addizione che cos'è? La corretta pronuncia delle parole. Che sembra una banalità, perché se voi ascoltate o vedete un film in televisione o un cartone animato dove sono bravissimi, beh, qual è il problema? Parla come me. Ti sembra di parlare come lui, in realtà stai parlando una lingua che è completamente diversa, che non coinvolge le 7 vocali, perché le vocali sono 7, non sono 5, che non sa tenere conto delle desinenze, dei suffissi. Ora, la dizione è un po' pesante, detta così. Io ovviamente cerco di farla passare un po' in mezzo a una battuta, a un pezzo che si legge, insomma cerchiamo di renderla un pochino più allegra, perché altrimenti è veramente terribile. E questo lo faremo attraverso la lettura di vari brani di vario genere. Per quanto riguarda invece il livello intermedio, parliamo di lettura espressiva. Esprimere vuol dire spremere, tirare fuori. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un testo, capire questo testo che cosa ci trasmette, che emozioni, che stati d'animo, che sentimenti, ed essere in grado attraverso la nostra voce di esprimere quei sentimenti, che detta così sembra una sciocchezza, non lo è. Però se volete capire come si fa, venite ai miei corsi. Grazie. Questa sera ci manca l'Aire Tortora, che è in giro per l'Italia a fare spettacoli, che si occupa invece del corso che abbiamo chiamato Comedians, nel senso che è un corso dedicato alla recitazione, ma nello specifico ai corsi di satira, per cui testi satirici e comici, per cui si occuperà di un materiale
brillante, divertente. L'anno scorso ha attraversato diversi autori e farà la stessa cosa anche quest'anno, con un approfondimento però non solo sulla satira. L'anno scorso era molto incentrato su quel lavoro là, quest'anno amplierà il discorso anche su autori magari più vicini a noi e più conosciuti. Torneremo ovviamente con la promozione quando sarà il momento, perché il percorso di Laire inizierà in realtà a novembre. Allora, prima di affrontare il macro argomento dei corsi di recitazione, io inviterei Massimo a parlarci invece, noi siamo molto felici di questo, del corso per bambini che terrà nel nostro spazio. Massimo, non io direttamente. Non direttamente, però ce ne parli tu, con il Febo Teatro. Esatto. Grazie Vittorio. Buonasera, io sono Massimo di Febo Teatro, magari qualcuno ci conosce già, siamo una realtà che ormai da svariati anni proponiamo teatro ragazzi nel Padovano, ma anche in tutta Italia ormai. Sempre da svariati anni, ormai da 6 anni, proponiamo anche corsi di teatro del tempo libero e avviciniamo quelle che sono le nuove generazioni al teatro. Quindi da quest'anno, in collaborazione con Recitando, abbiamo deciso di proporre anche nel capoluogo di cui anche noi facciamo parte perché siamo padovani, abbiamo deciso di proporre questi corsi di teatro rivolti a bambini della primaria e delle scuole medie. Inizieremo ad ottobre, il percorso è aperto a una sorta di gioco del teatro, quindi ovviamente non c'è nessuna pretesa da parte nostra di formare futuri attori, anche se saranno seguiti da Francesca Sartore, che è un'insegnante, un'educatrice alla teatralità, oltre che attrice diplomata allo Stabile del Veneto ormai un bel po' di anni fa, quindi avranno anche diciamo degli elementi per poter affrontare quelli che sono la dizione, la respirazione, tutte cose che fanno gli attori adulti, professionisti, però ci incentriamo principalmente su quello che è il gioco del teatro. Quindi ci sarà una prima parte di propedeutica, i bambini, i ragazzi impareranno a conoscersi tra di loro, impareranno a lavorare in sinergia, a riconoscere le proprie emozioni, le emozioni altrui del gruppo, per poi iniziare da gennaio con l'allestimento di uno spettacolo finale. Diciamo che i nostri lavori sono incentrati principalmente sulla coralità del gruppo, quindi non ci sarà mai un protagonista che emerge su tutto il resto del gruppo, ma tutti quanti saranno protagonisti in ugual maniera. Per chi avesse, non so se c'è qualche mamma, qualche papà questa sera qui presente, insomma, però chi avesse piacere a far provare, anche la prima lezione è di prova senza alcun impegno, quindi vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Intanto benvenuti ad agosto, perché ci troviamo il 21 settembre che si muore ancora di caldo, e cominciamo a parlare un attimo dei corsi di recitazione. Non so, colleghi, volete stare qua o volete... Ci accomodiamo. Sì, non prenderò così tanto tempo che invecchiamo, però diciamo che mi richiederà qualche minuto perché poi ho qualche altra informazione. Allora, per quanto riguarda i corsi di recitazione, abbiamo mantenuto la suddivisione tra recitazione teatrale e recitazione cinematografica. Detto questo, il lavoro che faccio sulla recitazione in realtà è lo stesso, perché la recitazione è uguale per tutti, ha bisogno della stessa cura e di capire gli stessi meccanismi. L'unica differenza è capire che mezzo si sta utilizzando. Il teatro ha dei codici di un certo tipo, il cinema altri codici. Se col teatro si lavora con tutto il corpo, col cinema ci si concentra un po' di più sull'espressione del primo piano, e l'uso del corpo mediamente viene penalizzato rispetto a questo tipo di lavoro. Il teatro richiede molta più voce, molta più espressività, col cinema si lavora quasi tutto in sottrazione. Per cui, ripeto, si tratta di capire quali sono i codici, in realtà non come giocare con la recitazione. Uso il termine giocare perché è fondamentale, teniamo un corso per bambini, ma in realtà anche gli adulti dovrebbero imparare a fare la stessa cosa, anche perché per chi ha già fatto recitazione e ha sentito parlare di Stanislavski, io non uso il metodo Stanislavski, cioè l'introspezione, quello che va a pescare i vostri ricordi per cui dovete star male. Io uso altri metodi che avvicinano molto di più
al gioco, per cui a capire come costruire personaggi attraverso altre metodologie. Quello che cerco di fare in tutti i percorsi, partendo dal basso sino ad arrivare all'avanzato, è quello di aiutare tutti i partecipanti non a diventare attori professionisti, perché questa è un'associazione ancora per il momento amatoriale, dentro cui sono formati ragazzi che poi sono diventati professionisti, però in tutti i livelli il lavoro grosso che devo cercare di fare in realtà è far scoprire a tutte le persone la propria libertà di esprimersi. I blocchi personali che arrivano da lì fuori salgono sul palcoscenico e impediscono alle persone di poter lavorare correttamente nella recitazione. Per fare questo bisogna giocare, bisogna appendersi di fuori e giocare. Per cui, partendo dal percorso base sia di cinema che di teatro, è la prima scoperta. Si capisce il codice, si gioca insieme agli altri, nel cinema si scopre la propria faccia, nel teatro si scopre il proprio corpo e la propria voce. È un percorso annuale che attraverserà diversi step. In entrambi i percorsi, comunque sia, ci confrontiamo con dei testi, per cui anche con la parola, con calma, in quelli base, con molta calma, perché prima bisogna capire tante altre cose. I percorsi intermedi già cambiano, si parte subito con l'esplorazione di alcuni testi, ogni anno cambio il materiale e poi a seconda del gruppo si va in profondità nella costruzione dei personaggi, nella costruzione delle relazioni, e per cui si aumenta sempre di più la difficoltà di quella che poi sarà la rappresentazione a fine anno, che comunque sarà un saggio. Invece il percorso avanzato è un percorso aperto da quest'anno a tutti, ma si consiglia di arrivare da esperienze in cui le persone sono effettivamente formate, per cui non devo spiegare ancora l'ABC di come si sta sul palco, come si sta con le spalle, che bisogna tirare fuori la voce. Cioè bisogna avere nel corso avanzato o persone che seguono i miei corsi, per cui conosco i miei ruoli, oppure se arrivano da altre esperienze che siano effettivamente qualificati. Il percorso avanzato propone a fine anno uno spettacolo articolato con uso di scenografie, costumi e quando si può, negli altri anni abbiamo avuto il Covid, quando si può riproporre lo spettacolo anche al di fuori di questa sede. Per quanto riguarda il percorso di cinema intermedio, siamo in uno step ancora più avanzato, anche lì si lavora immediatamente su scene tratte da film cinematografici o scene televisive, ma comunque il percorso è sempre di esplorazione e si cerca di lavorare sempre di più nella propria capacità di instaurare relazioni sincere e sull'uso delle emozioni che siano effettivamente corrette per l'uso cinematografico. A fine anno, come ho spiegato prima, si arriva alla realizzazione di un cortometraggio originale. Quest'anno ho scoperto l'intelligenza artificiale, però troppo tardi, per cui ce lo siamo scritti noi, insomma, direte voi chi si fermerà alle 21:30 se l'hanno scritto bene o male. Il prossimo anno chiederò consiglio a ChatGPT. Posso chiederti una cosa? No, io che, come dicevo prima, poi studio come per diventare un doppiatore, tenderesti più a consigliarmi il corso della recitazione teatrale o cinematografica? Teatro. Teatro. Ok. Questo è per quanto riguarda i percorsi di recitazione. Poi appunto abbiamo un ricco buffet, per cui potete farci le domande individuali, per cui adesso è proprio una visione d'insieme. Oltre a tutti questi percorsi, sono 7 corsi che tengo io, c'è anche il percorso di comunicazione, cioè come si gestisce una platea, come si costruisce un discorso, e per cui tutte le tecniche che possono servire a professionisti che hanno necessità di parlare davanti a un pubblico, sia una platea, una piccola conferenza, una tavola rotonda o arrivare alle videoconferenze, per cui la gestione della propria immagine, della propria comunicazione attraverso il video. Tant'è vero che la maggior parte delle lezioni, non tutte,
però buona parte utilizziamo anche la videocamera in modo tale che si possa arrivare a una consapevolezza di sé nella comunicazione a tutto tondo, e siccome usiamo i video sempre più spesso è bene fare quel percorso. Sono percorsi che inizieranno tutti a ottobre e credo di aver dato una panoramica generale per quanto concerne i miei percorsi.